Ehi, ciao a tutti di nuovo, scusate, non so cosa sia successo. Fatemi un segno se mi sentite. Mi sentite? Allora, per chi si collegherà dopo, cioè non sono pazzo, è semplicemente successo che mancava ecco, l'assistente, mancava l'audio prima e mi hanno avvisato e si sentiva niente. Siete in 5, mi fate sapere se mi sentite? Ah, io non lo so ragazzi, questa è sfiga. Ho deciso di non usare il Roland, solito cellulare, e ora non si sente più l'audio. Vabbè, non fa niente, non fa niente. E mi sentite, meno male, dai. Niente, quindi non potrò manco lasciare sto live su, mi toccherà fare una versione, qualcuno che sta, mi toccherà fare un video unico, quello lì più questo qua, ma non fa niente. Allora, mi sono perso le domande, ovviamente, le ho perse prima, perché un attimo sull'assistente, un attimo, fai questa spiegazione e poi entri e fai la tua grande entrée che ti stavano chiedendo di te. Vi stavo dicendo, stavo rispondendo a qualcuno, mi ha detto ma dove sei? Sembra pieno giorno, in realtà sembra pieno giorno ma non lo è, perché in realtà vedete utilizzo queste luci, ne ho un paio, più un'altra sul ripiano qua, e quindi migliora la qualità del video e soprattutto ecco, non lo fa essere scuro. Quindi mi sono perso un po' di domande, ma ribadisco cosa sto facendo. Un impasto 65% di idratazione per 20 ore, ma a questo punto pure di più perché ho perso tempo. 20 ore di lievitazione e maturazione, e ho usato un mix di farina forte e una un poco più forte, ne ho ancora. E niente, adesso ho aggiunto la prima parte della farina qua, guardate un po' com'è la situazione, e quindi mi trovo ad aver fatto questa parte, diciamo, cremosa, pastellata. Ho aggiunto quindi tutta l'acqua e metà farina e ho mescolato fino ad ottenere questo tipo di composto, ok? Ovviamente ho messo anche il lievito. A questo punto, visto che è tutto bello cremoso, posso aggiungere il sale, 35 grammi, quindi 1 chilo di farina, 700 grammi di acqua, mezzo grammo di lievito di birra e 35 grammi di sale, ok? Allora, volevo introdurre la mia assistente. Ciao assistente, bentornata, batti il 5, dai, come va? Bene. Non ti vedono. Poi dici che non ti vedono, esatto, poi dici che non ti vedono. Allora ragazzi, pronti via, diciamolo subito che siete in 32 e ci sono solo 3 like. e chi non mette il like è un polipo molliccio. Questo Se è avete guardato la diretta scorsa dove c'era, sapete che cosa vuol dire. il polipo molliccio, quindi già ve lo dico, cerchiamo di mettere i puntini sulle i, ok? Allora io nel frattempo, mentre mettiamo i puntini sulle i, poi assistente, se tu vuoi prendere il controllo qua della telecamera, bravi, poi dopo diciamo è meglio. Leggiamo un po' nel frattempo. Gigio in generale è meglio 24 tempo, 18 se dipende dalla farina ragazzi. Se avete una farina debole è meglio avere tempi un pochettino più brevi, altrimenti la maglia glutinica non reggerà la maturazione troppo lunga. Se faccio un impasto con più idratazione devo ridurre il lievito? No, il lievito, la quantità di lievito dipende dal tempo di lievitazione, diciamo di maturazione, non dall'idratazione. Puoi fare anche un impasto al 100% da 3 ore di lievitazione, ovviamente verrà abbastanza, non, diciamo, sarà un po' discutibile come impasto, però in teoria lo puoi fare. L'acqua fredda si utilizza per altri motivi, a parte in estate per mantenere il paretto entro i 25 gradi. Diciamo che l'acqua fredda
Personalmente, ecco, mi rende l'impasto un pochettino più stabile e meno molliccio, come il famoso polipo che Sì. Alice stava... Oppure la pizza del robot. Box Brot. Complimenti per l'inglese, l'assistente ottima pronuncia, grazie Carmine, ma il lievito non si trova più. Team Polipo Molliccio, grande Salvatore. Gigio, secondo te 25 kg di Caputo pizzeria e 30 tra Caputo, Cuoco, Tegale e Manitoba mi basteranno? Eh sì, porca miseria, mi basterà. Dai ragazzi, siamo positivi, sta cosa non durerà a lungo, forza, 25 kg, poi a meno che non facciate pizze per un reggimento, diciamo che andrà tutto bene, insomma, ce la facciamo. Allora, aggiungo il sale, lo aggiungo? Sì. Ok, lo aggiungo mentre giro. Ma questo è il lievito senza lievito? No, questo è con il lievito, pieno di lievito, E Alice. qual è il lievito senza lievito? No, lievito, ho visto fare questo esperimento di là, poi vediamo, sto provando a sperimentare impasti senza lievito per venire incontro a chi non ha il lievito a Allora questo è il disposizione. lievito molle? Questo è il lievito madre, no molle, madre. Cioè non lo si offende il lievito, no? Non essere così offensiva, non essere così offensiva nei confronti del lievito, ma non si fa. Alice ti saluta Rebbi. Ciao! Ok, allora avete visto, ho aggiunto il sale e questo impasto adesso comincia ad essere più duro perché il sale ha questo potere un po' collante. A parte il potere salino e c'ha questo potere collantino, giusto? Esatto, che sta collando. È giusto collando? Non lo so. Allora, sto proseguendo a mescolare per un paio di minuti, quindi quando ho sciolto la farina inizialmente ho impiegato un paio di minuti, lo sto facendo adesso di nuovo dopo che ho aggiunto il sale, ok? C'è qualcosa? Ah, c'è qualcosa. Senti, Alice, ma perché non fai una cosa? Tipo che mi tieni il cellulare mentre io faccio qua, così tu puoi leggermi anche i messaggi. Perfetto? Ecco qua, adesso Sono l'assistente? assistente, aspetta che giro la telecamera e voilà. Ok? Ricordati, ok? Inquadra bene mentre io faccio qua e tu mi leggi le domande. Mi raccomando, Ok, fammi leggere. Aspetta, prima di leggere devo spiegare una cosa importante. Allora, inquadra sempre bene questo. Vedete il composto? Io adesso, poiché non è che non sono un uomo planetaria, devo fare in modo tale da riuscire a far assorbire la farina senza fatica, ok? Senza dover impastare, sempre utilizzando la forchetta. Allora che faccio? Aggiungo la farina sul composto, ok? E non lo giro, faccio così. Vado, torno, ok? Aspetta, spiego questa cosa e poi leggi. Torno e poi schiaccio. In questo modo... Te lo dico, ci sono tipo 6, 7 commenti nuovi. Ok. Vedete? Sto schiacciando in modo tale da diminuire l'idratazione del composto, che adesso era 100%, perché ho messo metà farina e tutta l'acqua, insomma più o meno 100%. Invece aggiungendo la farina così, faccio assorbire l'idratazione dalla farina che aggiungo, ok? Aspetta. Senza fatica, vedete? Adesso la farina è quasi tutta dentro e quindi posso aggiungere la farina restante o parte di essa. Bello quando c'è parte di essa, sembra quasi che sappia parlare bene in italiano. Parte di essa, No, non sei d'accordo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Nel frattempo, metti Cosa qua è devo meglio perché inquadrare? adesso puoi leggermi le domande. Ok, Se no incomincio a dire iniziamo. sciocchezze senza La motivo. prima era: ho fatto lievitare la pizza per 3 ore, Mhm. poi divisa in panetti e lasciata in coperta per 4 ore, totale 7. Con lievito di birra, farina 0 e 60% d'acqua. Mhm. Perché ha fatto molta fatica a stendersi?
Quante ore in totale? Tu stai Eh, inquadrando questo, stai quattro. inquadrando me? Sto guardando, inquadrando questo. Dico, ma si vede l'impasto nel frattempo? Mi raccomando. 7 ore in totale. 7 ore in totale. E probabilmente avrai usato una farina troppo forte per una lievitazione, maturazione di 7 ore. E quindi per questo faceva fatica a stendere. Magari torna avanti e indietro quando provavi a stenderla. Mi leggi la prossima domanda, per favore, assistente Alice? Sì. Usare una frusta in questa fase è un errore? La fase iniziale, no, alla fine no, ragazzi. Mi hanno chiesto anche una frusta elettrica. Secondo me sì. Non l'ho mai fatto. Sì, non è una frusta tipo. No, Ah. non è che tu fai. Le persone rimangono elettrificate. No, la frusta elettrica c'è tipo quello Ah, quello che si usa per fare i dolci? Esatto, quello che usa la mamma. Quello là, capito? Prossima domanda. Prossima domanda. Che cos'è? Io non lo so, dimmi tu. Non so che cos'è quella parola. Attenzione, queste parole che non siano parolacce. No. All'incirca, in che percentuale devo ridurre il lievito per ogni ora in più di maturazione? Avevo fatto sto calcolo, era lo 0, qualcosa. Guarda, se mi lasci un commento a questo video, ti rispondo dopo con il calcolo preciso. Adesso a memoria, sinceramente, non ricordo. Prossima domanda. Però l'ho fatto il calcolo. Vai avanti, vai, tranquilla, vai. Sono appena arrivata, che meraviglia. Puoi ripetere gli ingredienti? Cosa hai fatto fino adesso? Cosa ho fatto fino adesso? Anche sono appena arrivata. Sì, allora facciamo una cosa, anche per Alice facciamo il riassunto degli ingredienti. 1 chilo di farina, 700 grammi di acqua, mezzo grammo di lievito di birra o 50 grammi di lievito madre o più o meno 30 grammi di lievito secco in granuli da attivare. Ok? Che ci manca più il sale, 35 grammi di sale. Ok, capito. Prossima domanda. Mhm. Qualcuno ha detto anche l'assistente, non so cosa. Qualcuno ha detto anche l'assistente, punto. E ormai ci stai pure tu qua, siamo in ballo, balliamo, che dobbiamo fare? Dici, leggi. Ciao, Ciao. No, non sono io che ho Ah, detto. scusa, pensavo che fosse... No, ciao, hai messo arbitira. Ok, quella parola è molto lunga. Qual è? Quella. Hai messo arbitrariamente il sale in questo preciso punto? No, il punto preciso è quando ho sciolto la farina, a quel punto lì aggiungo il sale. Ok, sì, arbitrariamente no, insomma, è una roba empirica e questa è la parola del giorno, vorrei dire, l'ho usata più di una volta e fa di me una persona molto acculturata. Per favore, dici, inquadri. I brillantini nelle sopracciglia. Non lo so, perché ho brillantini nelle sopracciglia, non lo so. E vabbè, inquadro qua che ho vergogna se ho fatto i brillantini nelle sopracciglia. Impasto. Grazie. Prossima domanda. Stessa persona. Ok. Quando è meglio introdurre il sale per dare stabilità all'impasto? Secondo me, ecco, questa cosa funziona meglio se partite dall'acqua dopo che avete sciolto metà della farina nell'acqua. A quel punto ho trovato che questo rende l'impasto più stabile, perché a quel punto si è sciolto tutto, il glutine non si è ancora formato, o per meglio dire incomincia un attimo a... però in realtà si formerà poi dopo con questo tipo di azione meccanica che sto facendo. Dici. Ok, prossima domanda. Ciao. Ciao. Non sono io. Ah, scusami. Ciao, quanto lievito di birra secco consiglieresti per ogni chilo di farina? Grazie. Ragazzi, dipende dal tempo di maturazione che avete a disposizione. Ci sono le tue mani, non si vede niente. Di maturazione a disposizione, dalla temperatura della cucina, nel posto in cui andate ad impastare. Mo per esempio qua in cucina ho 23 gradi, quindi ho calcolato questo in base ai 23 gradi e al tempo di lievitazione, maturazione. Ma nel dubbio, ragazzi, potete tranquillamente prendere in considerazione i vari calcolatori
che ci sono in giro, tipo il calcopizza della Confraternita della Pizza o altri che ce ne sono. Quello della Confraternita secondo me è quello fatto meglio, perlomeno con me non ha mai sbagliato un colpo. Vai Alice, vai. Prossimo. Assistente. Ok. Mhm. Ciao. Ciao. No, non sono io. Scusami, inquadri qua per favore, non inquadrare Certo, il mio ciao. busto. Anche io ho avuto Cosa? lo stesso problema stasera. Forse ho sbagliato metodo di conservare. Infatti si era fatto uno strato secco al di sopra. E probabilmente lo strato secco dipende dal fatto che non hai utilizzato del cellophane, della pellicola trasparente o hai coperto con uno straccio bagnato, insomma, quando passa l'aria, insomma, si secca la parte superiore che è difficile da impastare. Allora sto mettendo i guanti, non perché ci siano motivi. No, non c'è virus, non c'è virus e non c'è inganno. Sto mettendo i guanti perché ho le mani molto secche Ok. e quindi La roba può entrare possono. nella sacchettina. No, magari si graffiano ed esce il sangue ed è molto brutto questo. Allora, tu stai inquadrando qua perché adesso ho aggiunto tutta la farina, non so se avete notato. Vedete? Vedete? Si vede? Sì. Ok. E quindi adesso che ho aggiunto tutta la farina, direi che possiamo Fare un'altra domanda? prima della domanda, svuotare questo. Strano. Sì, sul ripiano. Ok. E facciamo così. Ok. Qual è l'angolo perfetto? L'angolo perfetto non esiste. Ok. È soltanto Ok. un. Dici. Prossima domanda. Mhm. Ciao Gigio. Ciao. No, non sono io. No, sto salutando la persona, sono educato io, Inquadra l'impasto, per favore. Ok. Ho seguito tutti i tuoi tutorial, ma ogni volta i panetti mi crescono Troppo? No, che Poco? cos'è? Il Come larghezza c'è scritto. Ah, sì, questo E è non, in altezza. e non in altezza. Dove ho sbagliato? Ma più che chiedermi dove hai sbagliato, ti pongo una domanda diversa. La domanda è, quando li cuoci, come vengono? L'impasto viene bene? Cioè la pizza viene bene, viene cotta bene? Oppure ci sono problemi? Perché non deve necessariamente crescere in altezza e questo l'ho dimostrato anche in qualche mio video. Non è necessario, insomma, è un segno buono, ma non è fondamentale se poi in cottura le cose vanno come devono andare. Ok, mi leggeresti l'altro per sì, cortesia, certo. assistente? Si vede sempre che sto facendo l'impasto? Sì, come faccio a sapere il corretto tempo di lievitazione in base alla farina usata e come faccio a sapere la corretta percentuale di lievito da usare? Ho risposto prima più o meno a una domanda del genere, ma com'è brutto impastare con i guanti, guarda. Guarda qua. Questo dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui fate l'impasto. È tutto blur. Aspetta. Tutto blur. Non si vede niente. Ok, si vede adesso. Un po' male, ma sì. Sì, magari. Il suo ganto è viola, però si vede azzurro. No, è giusto, è azzurro, no? È viola. È viola, e tu lo sai, ho problemi a vedere i colori. Beh, comunque, dicevamo, prima di andare avanti, dipende dalla temperatura della stanza, dipende dal tempo che vuoi spendere e quindi ci sono questi fattori da considerare. Un calcolatore tipo calcolapizza vi può aiutare tantissimo. Prossima domanda. Ok, questa persona si chiama, ti dico il nome perché serve, si chiama Andrea Padovan e ha detto ciao Gigio, ti ricordi di me a Milano in corso? Come no, Andrea?
Andrea Padovan, mi ricordo di te, come stai? Spero tutto bene dalle tue parti. Come stai? Da un sacco che non ci sentiamo, non ci vediamo. Come va? Aspetta, non ti ho visto. Ah, che non ci vediamo, Ok, pizza. Intanto, ancora lui ti sta chiedendo. Ho fatto anche io questa sera la pizza usando il tuo metodo. Sei il numero 1. Grazie mille. Esclamazione, esclamazione. Andrea, vabbè, poi lui ha fatto altro nella vita, ma Andrea è un grande modellatore 3D, ha lavorato anche Davvero? in Giappone, mi sembra ha lavorato alla Sega, a dei giochi lì, e abbiamo lavorato insieme a un videogioco tanti anni fa e lui era davvero un talento della modellazione tridimensionale. Altre domande? Ok, la prossima domanda è: scusa, Prego. a chi? Ah no, scusami, se tu mi stessi chiedendo No. scusami. Scusa, in 1 chilo di farina quanta acqua? 1 chilo di farina, quant'acqua? C'è solo scritto quanta acqua. Allora, per questo chilo di farina ho usato 700 grammi di acqua. Ok? Sì? Ok, la prossima domanda è Gigio. Ed è 65% di idratazione. Ok. Gigio, sai per caso perché in corso di lievitazione mi si è formato uno strano secco sopra il pane e ho avuto difficoltà a stenderlo? Durante la lievitazione, ma Sì. l'hai coperto bene? Questa è la domanda, perché quando si secca è perché non viene coperto bene. Ok. Ok, poi c'è scritto saluti dal... Cos'è? Pierroco? Aspetta, che qua ragazzi, mi raccomando, fate le personcine a posto. Dove? Saluti da? Fabri, gira di qua, non inquadrare me, inquadra l'impasto. Saluti Pierroco Fabrizio. Cos'è? È un fatto nostro, non ti preoccupare, è un fatto nostro. Bam. Qua ormai utilizziamo questo canale per scopi personali proprio. Ok. Ciao Gigio, è meglio iniziare a mettere la farina nell'acqua formando un pastello. Un pastello? Pastella. Pastello c'è scritto. Vabbè, c'è un errore di battitura, no? Non siamo così. Oppure, Impasto. oppure viceversa. Ricordati l'impasto, perché sennò la gente guarderà la mia panza e questa cosa non mi piace, insomma. non è Aspetta, che- sto scuotendo la telecamera. Ah, ok. Stavi dicendo? Oh, ok, ciao Gigio, è meglio iniziare a mettere la farina nell'acqua formando un pastello Pastella. oppure viceversa. Io preferisco partire dall'acqua, soprattutto quando impasto a mano, oppure devo utilizzare delle impastatrici che non sono molto buone. Che ho fatto? No, dice che stai inquadrando l'impasto. Sì. No, ok. Sì. Cos'è 3GR? Cos'è? 3GR da attivare. 3 grammi, Alice. Ah. 3 GR, 3 grammi. Non è un termine tecnico, diciamo. Il Ok. famoso 3GR. Da attivare. Ok. Cioè è l'unica cosa che c'è scritto. Guarda, se ti giri più così, ecco qua. Non Da prende- qui l'impasto sembra un cuore. Dopo Bellissimo, che prima di bellissimo. averlo distrutto. Che bello. Allora ragazzi, ci siamo quasi. Prima di leggere altre domande, avete visto come ho impastato? Spero di sì. Ho anche premuto un po' qui per catturare un po' d'aria mentre poi chiudevo l'impasto. È abbastanza tenace, nonostante sia una medio idratazione. Allora, dice per favore inquadri il top dell'impasto. Allora, Oh. vedi, Non attenzione. ci riesco. Come non ci riesci? Ecco qua, tienilo Per un così. minuto inquadrare Lo la mia so, faccia. lo so, ok. Allora, vedete questo impasto adesso è abbastanza grezzo. Oh, ma non lo so. È abbastanza grezzo e questo succede sempre all'inizio, specialmente quando non utilizzate un'impastatrice. Solo una cosa. Mi sa che devo andare a fare una cosa. Ok, allora adesso mi riprendo questo. La appoggio un secondo qui, ti va bene? Sì, guarda, me lo prendo, mi tolgo i guanti.
E abbasso un po' questo. Ok, così. Concentriamo l'impasto. E proseguo a parlare con... Ok, allora, adesso giro. Ecco qua. Eccomi qua, spero si sia visto, Ho visto che l'assistente era un po' sbilenca con la telecamera. Ma facciamo che... Ecco qua. Vediamo un po'. Allora. Facciamo dall'ultimo, va. Antonio. Riecchime. Dove posso comprare un canovaccio simile? Molto bello. Non lo so. Questo canovaccio sarà tipo un canovaccio di famiglia, proprio tipo che avrà tipo 30 anni, non lo so. Ehm, Ci vuole una bella manualità per una pizza ottimale. Vabbè, ma la manualità si può acquisire, ragazzi. Nessuno nasce che sa fare le pizze o che sa dipingere. Sono cose che si imparano. La manualità è così. Allora, sposto qua perché credo che con la luce dietro vi diate una schifezza. Il calcolo pizza mi dice che per fare 6 panetti a 200 grammi devo usare 729 grammi di farina. E beh, dipende da che idratazione. Per esempio 6 panetti ci può stare, perché se io faccio 5 panetti da 2,60 utilizzo più o meno 700 e rotti grammi di farina, ci può stare. Complimenti a te l'assistente, grazie Patrizio. Buonasera, good life. Filippo, fare un tutorial su come fare la pizza solo con un forno in teglia? Sì, sì, sì. Ragazzi, sto preparando un po' di cose, soprattutto per questo periodo qui, quindi aspettatevelo, un tutorial, ne farò, perché comunque voglio che ci siano queste cose online disponibili sul mio canale per aiutare le persone che non hanno esperienza. Infatti mi vedrete, probabilmente non mi vedrete usare più l'Ardore o Rockbox oppure l'Unicoda, perché insomma su 60 milioni di persone chiuse a casa probabilmente 5.000 persone ce l'avranno, quindi non ha senso. Ha senso invece mostrare il forno di casa, le cose più semplici, senza davvero stare lì a fare le robe troppo, andare per il sottile, insomma. Gigio con 2,70, 65 08 lievito posso fare 12 ore in frigo e 4... Sì, sì, secondo me sì, 2,70 hai voglia se puoi farlo, Kevin. Luca Bete, l'impasto tende un po' troppo a ritirarsi durante la stesura, da cosa dipende? Luca, probabilmente o lo staglio l'hai fatto poco prima di stendere la pizza, oppure hai utilizzato una farina troppo forte, oppure la percentuale della farina troppo forte è troppo alta. Ciao Paola Vergassola, Lisetta, per farina debole intendi farina Manitoba? No, farina debole è una farina allora, chiariamo questa cosa qui. La debolezza e la forza di una farina viene espressa in W, e questo è chiaro ed è visibile soprattutto sulle confezioni delle farine di tipo, diciamo quelle che comprate all'ingrosso, quelle che si utilizzano in pizzeria o in panetteria. E, la maggior parte delle farine invece ad uso domestico non riportano sto dimenticando l'italiano, questa dicitura, ecco, dicitura. E quindi l'unico modo, a parte diciamo il test proprio della farina, l'unico modo per avere un'idea di questa forza è considerare la percentuale di proteine su 100 grammi di farina. Quindi maggiore sarà il numero di proteine, quantità di proteine, e ipoteticamente maggiore sarà la forza della farina. Dico ipoteticamente perché non è che tutte le proteine insieme diventano glutine, soltanto due tipi di proteine, che sono la gliadina e la glutenina, messe insieme formano il glutine, e quindi è una, tra virgolette, una super proteina. Però una farina può contenere pure altri tipi di proteine, e soprattutto non sono le proteine in generale, altrimenti anche impastare, che ne so, il pollo potrebbe formare gluteni, appunto il gluten. Ragazzi, sto fuori, sto pensando in inglese, è il glutine. E quindi, per tornare alla tua domanda, Lisa, corretto,
Quindi devi guardare questa cosa qui per capirlo. Ora, una Manitoba è una farina molto forte perché c'è tipo 14 grammi di proteine per 100 grammi. Una 00 è, è la farina che trovate in generale al supermercato ed è una farina invece un po' più debole che magari ha un 10 grammi di proteine o al massimo 11 grammi. Mescolarle insieme ti dà modo di avere una farina in grado di resistere a maturazioni più lunghe. Spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro potete anche dirmelo e insomma prendermi a male parole, a parolacce. Fame o fame, non lo so, dipende dalla pronuncia. Uè, ciao Gigio, ciao assistente, ti seguo sempre in differita e mai in diretta, invece questa volta sei in diretta. Lavori con i videogiochi? Ho lavorato nell'ambito dei videogiochi qualche annetto fa. Sì, facciamo questa esperienza nel mondo dei videogiochi. Quanti game dev tra i pizzaioli, Enrico? Mi accode complimenti per il metodo combo, grazie Enrico. Tutto bene, ho due figli. Andrea mi stai rispondendo, grande Andrea, grande Andrea. Allora, fammi vedere, mi descrivi che sto tornando all'indietro. Dopo aver cotto la pizza con il tuo metodo combo, la pizza aveva un bordo ben areato, ma troppo croccante, quasi duro. Perché? Perché probabilmente il forno. Considera che a prescindere dalla idratazione, se per dire lasci la pizza troppo tempo nel forno, superi magari 3 minuti, il cornicione o bordo tende a diventare più croccante, chiaramente tutta la pizza. Filippo, questo c'ha il 65% di idratazione. Panozzo, sì Salvatore, farò un panozzo, farò il panozzo. Poi tu vieni qua fuori, distanza di sicurezza, social distance e ti do il panozzo, te lo consegno, lo metto sulle scale, tu te lo vieni a prendere e siamo a posto così. Tania, sono arrivata tardi, non so cosa stai preparando. Ciao Tania, sto preparando un impasto 65% di idratazione, 1 kg di farina, 700 g di acqua, mezzo grammo di lievito di birra o 50 g di lievito madre o, 0,3 grammi, quindi meno di un grammo, di lievito secco in granuli. Grazie, non sapevo del calcolatore. Da Pesetti, fantastico sto nick. Una farina con 2,60 e 90 può tenere le 24 ore, secondo me sì, specialmente se tende al 2,90. Idratazione devi testare, in realtà dovrebbe esserci scritto anche l'idratazione sulla scheda tecnica, quanto può assorbire. Grazie Andrea. Patrizio, ciao, lievito secco, mastro fornaio va bene. Mastro fornaio è quello più diffuso, va bene tutto di sti tempi, ragazzi, va bene tutto. Io non lo preferisco, però va bene tutto. Non 3 grammi da attivare, 0,3 che sarebbe meno di un grammo. Ciao Gigi, è meglio iniziare a mettere la farina nell'acqua formandosi. Quindi ho risposto a queste domande qua. Grazie mille, sei molto preparato, complimenti, grazie Tania. Allora, la cottura, ok, c'ho un po' di domande rimaste così, nel frattempo passa gente qualunque dietro, gente casuale, random. Allora, l'ultima vediamo un po'. Allora, Danny mi dice, se voglio chiederti aiuti dove posso scriverti? Allora, sono su Instagram come Gigio Pizza, sono su Facebook come Impasto in Fuga, mi trovate anche su Telegram, ho il mio canale che si chiama Gigio Pizza, oppure mi cercate come Gigio Pizza su Telegram, oppure cliccate, scrivete su Chrome, su Safari, il browser che usate, t.me/Gigio Pizza, se avete chiaramente Telegram installato e mi trovate e rispondo a tutti. Piano piano, ma rispondo a tutti. Ormai siete tantissimi, non riesco a starvi più dietro. Gigio, ma del momento che sono in quarantena su Amazon non c'è caputo. Ragazzi, ci sono farine valide. Ditemi le marche e io vi dico su cosa potervi indirizzare. Iacone, 5 stagioni, ce ne sono. Usi il malto per fare l'impasto? No, non uso il malto per fare l'impasto, Marco, però ci sono persone che lo usano. Prima usavo lo zucchero quando poi cuocevo l'impasto nel forno elettrico, in mancanza del malto. Ovviamente il malto rende meglio. Antonio is the best one, trust me Nico.
Fabrizio, Gigi, l'ultima volta che ho fatto la pizza non mi è cresciuto il cornicione. Probabilmente no, hai schiacciato il cornicione mentre lo stendevi, oppure magari il forno non era troppo forte, diciamo il calore insomma non l'ha fatto crescere. Possono esserci mille motivi. Meglio pietra refrattaria o metodo gomma? Pietra refrattaria va bene, però il problema è che tra una pizza e l'altra devi aspettare 20 minuti, un quarto d'ora, il tempo che si riscaldi di nuovo, e quindi c'è tempo tra una pizza e un'altra, non è pratico. Invece col metodo gombo la conducibilità del metallo è tale da permettere di passare da una pizza all'altra immediatamente, senza proprio problemi, senza soluzioni di continuità. Usando la pietra bisogna mettere la mozzarella dopo, sì, assolutamente. E poi soprattutto se tu fai cuocere la pizza più di 2 minuti, diciamo che non è più pizza napoletana, non lo sarebbe comunque, ecco, è comunque un'imitazione, però se cerchiamo di ridurre il tempo di cottura, ovviamente è cosa buona e giusta per arrivare ad un prodotto che assomigli alla pizza napoletana. In casa vostra si parla italiano? Sì, sì, a qualche volta io parlo napoletano, qualche volta si parla calabrese, insomma è un mix, e qualche volta anche inglese, ma non irlandese, io non sono capace, non lo conosco. Scusa, puoi ripetere dove stai preparando? Ah, te l'ho detto prima, Tania, perché sto rileggendo. Va bene la cottura solo con pietra refrattaria? Ho risposto prima. La cottura della pizza con il metodo combo, il grill deve essere ventilato normale, normale, non lo fate ventilato perché ventilato rende la pizza croccante. Se volete la pizza morbida, se no se la volete croccante fate ventilato. Come faccio a pesare frazioni di grammo lievito secco se la mia bilancia pesa 1 grammo? Ok, allora prendete, questa è una domanda del secolo e darò la risposta dell'anno. Non so cosa significhi, ma mi piace come cosa. Allora, immaginate di dover pesare 0,3 grammi di lievito di birra e avete una bilancia che pesa 1 grammo. Allora, che cosa fate? Prendete 1 grammo di lievito di birra, prendete e lo sciogliete all'interno di 10 grammi di acqua. Lo sciogliete e poi pesate 3 grammi di acqua. E avete così praticamente 0,3 grammi di lievito all'interno di 3 grammi scarsi di acqua. Semplicissimo. Questa cosa vale anche per il lievito secco, ovviamente. Olio d'oliva non ne ho messo adesso, ho voluto fare proprio l'impasto più semplice. Se la pietra refrattaria si deve mettere in basso vicino al grill, no, tutto sotto al grill, perché non deve esserci spazio tra il grill e la... cioè no, ci deve essere un minimo, perché se poi diciamo, cresce troppo in cottura la pizza, poi finisce sotto al grill e si brucia. Dal momento che sono in quarantena, questo l'ho detto già, passi con la planetaria, grande Gigi, lunedì mi arriva la farina e parto pure io. Cambia tra farina 0 e 00. E dovete vedere la forza, vedere la percentuale di proteine, questo vi dirà quanto cambia. Sei sposato? Sei tua moglie italiana? Sì, sono sposato, mia moglie è italiana. Guarda, chi c'è amico mio? Gart. Ciao Gart. Preparo e lascio lievitare tutta la notte e non in frigo. King dei Troll, ma chi cacchio ti conosce? Non lo so. Ciao King dei Troll. Posso mettere miele sostituendo lo zucchero? Ci sta chi lo mette. Salutami, pagliaccio. T'ho già salutato, carissimo troll. Ciao, tipo di farina utilizzata. Faccio domani la tua pizza. Allora, ragazzi, adesso è passato un po' di tempo. Ok, e possiamo andare a fare un giro di pieghe. Ok, mi rimetti i guanti. Non vedo Peppe. Peppe Strafael o Strafile. Non lo vedo. Peppe, dove sei? Se ci sei, batti un colpo. Allora, mettiamo quest'altro guanto qua. Avendoli già usati, ho difficoltà. Oddio, ho perso un dito. Eccolo qua. Allora, non vi leggo più. Abbiate pazienza, ci sono quasi. Ecco, magari al prossimo giro prendo dei guanti puliti. Ok.
Eccolo qua, questo è l'impasto. Ok, adesso lo giriamo sopra, ecco qua. Comincio a stenderlo un pochino così, qualche buco. Ok. Ok. Lo ricordate com'era prima? Adesso vi faccio vedere com'è. Anzi, facciamo una cosa, mi levo l'altra volta i guanti. Tanto sta fase qua era davvero veloce. E vi giro la telecamera. Ok, così vi faccio vedere bene. Vedete? Andiamo di qua. Vedete com'è liscio? Tutto fatto a mano, guardate, liscio come l'olio. Adesso lo copriamo, a posto. Ok, ritorno qua in video. Ok, eccomi qua. Allora, manca poco, nel frattempo leggo un pochino. Farina utilizzata, ho utilizzato un mix 12 grammi di proteine e 13 grammi di proteine. Quella medio forte era al 70%, mentre invece quella forte era 30%. Di recente Civitiello ha fatto un video di pizze da fare in casa durante la quarantena. Cosa ne pensi? Non ho avuto modo di vederlo, ma Davide Civitiello, stiamo parlando di un maestro, ragazzi. Quindi, che volete dire? Ciao Gigio, sono quello che ti ha taggato l'altra volta, com'era la pizza? Taggato dove? Su Instagram? Ecco che è arrivata, così ho salutato e ciao. No, vogliamo finire. Va bene la pietra 5 cm dal grill? 5 cm? Sì, dai. Ho fatto anche un po' di pubblicità al tuo canale. Ah, grazie Davide. Hey Garth, so it is better to lower the water content as the oven gets hotter. So if you are cooking at 485, stone temperature should be water around. I don't get the point, Garth. So it is better to lower the water content as the oven gets hotter. Are you talking about Ardore, Unicoda, Rockbox, or are you talking about home oven? I don't understand. If so, by the way, decent hydration would be around 63-65%, just to make sure to actually not to break pizza while you are stretching it. Francesco, appena finito di mangiare la 60% di via d'autore è cotto al fornetto Ferrari, fine del mondo. Prossima settimana si va di 67%. Vai, rock and roll. De Pesetti, ma per il forno di casa è meglio un impasto più idratato, assolutamente. Nico, sicuramente Civitello è un maestro, ma ho provato le tue tecniche a casa più volte. Devo dire che preferisco sempre la tua alla sua, ma va bene, sono gusti. Grazie mille per la fiducia. Luigi, grande assistente, salutala, è andata via, insomma, ha deciso ormai di abbandonarci. Comunque, allora, l'impasto sta riposando, non farò lo staglio, ho deciso non faccio lo staglio, e staglierò probabilmente intorno a mezzanotte, l'una, se riesco a stare sveglio fino a quell'ora, così da avere impasti un pochettino più compatti domani e di non rischiare di romperli. Ve lo consiglio, insomma, per praticità. Prima facevo lo staglio, sapete che succede? Quando magari la pizza la faccio per cena, allora è più facile per me stagliare tipo 8 ore, 10 ore prima.
però quando la pizza la faccio a pranzo e impasto il giorno prima mi dovrei svegliare tipo alle 6 e quindi sta cosa mi scoccia. Mo sto cercando, ecco, di spostare il tempo dello staglio il più tardi possibile prima di andare a dormire, perché se poi staglio domani mattina alle 8 in realtà mancherebbe poco tempo, perché dalle 8 alle, che ne so, all'una e mezza sono troppo poche ore e la pizza potrebbe essere difficoltosa da stendere e quindi avere gli stessi problemi che alcuni di voi stavano dicendo in precedenza. Allora, vediamo se ci sono domande. In base a cosa scelgo l'idratazione? E dipende dal tipo di pizza che vuoi ottenere. Se vuoi ottenere una pizza più morbida, allora devi avere un'idratazione più alta. E dipende se utilizzi un forno elettrico di casa, allora è cosa buona e giusta, se la vuoi cuocere in poco tempo. Altrimenti se usi un forno tipo quello che vedete qua dietro, non so se lo vedete, Ardore, e altri forni come Ardore, quindi Rockbox, Unicode, eccetera, eccetera, allora magari potete anche tenere un'idratazione più bassa, perché poi il forno è così potente che cuocendola in 90 secondi, insomma, non è che verrà croccante per forza di cose. Ti è mai capitato di mangiare una pizza lì in Irlanda che avrebbe fatto menare? Sì, 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 la domanda la leggo. Ti è mai capitato di mangiare una pizza lì in Irlanda che avrebbe fatto menare il pizzaiolo per il sapore e aspetto? Sì, e purtroppo mi è capitato, devo dire, con mio sommo dispiacere, l'ultima volta mi è capitato, anche ci sono qui altri bambini che girano, mi è capitato purtroppo in un locale aperto da pochissimo a Dublino, lo devo dire, il locale è curato da Enzo Coccia e devo dirlo, purtroppo Enzo Coccia, sapete, è un maestro, insomma ha dato il suo nome, ha collaborato all'apertura di questo posto, si chiama The Little Pig, proprio in centro a Dublino, e purtroppo ci sono andato una volta e la pizza era praticamente cruda, bella da vedere ma cruda, cioè tolto il pomodoro io potevo insomma rimpastarla, ma da indietro mi è stata rimandata una pizza ed era invece molto cotta con pochissimo pomodoro ed evidentemente ci sta qualche problema col forno, non lo so. Non è stato un caso, infatti non ne volevo parlare di questa cosa qua, avevo anche girato un video che ho deciso di non fare, perché ho detto beh può succedere, poi invece ho saputo che questa cosa è successa anche ad altre persone, prima del giorno in cui sono andato e successivamente, quindi c'è un problema e insomma è giusto che comunque i proprietari lo sappiano, è giusto che questa cosa si sappia, sicuramente l'esperienza del maestro Coccia e delle persone che lui ha formato farà in modo tale che la pizza possa migliorare. Ma fondamentalmente vado soltanto nei posti in cui so che la pizza è potenzialmente buona, non mi cerco di non andare in posti in cui poi al lavoro magari capita che portano le pizze e purtroppo portano anche la pizza con l'ananas e lo sapete che muoio dentro tutte le volte che vedo la pizza con l'ananas. Allora, non cambia qualcosa da stagliare subito e stagliare dopo ore? Se sì, quante ore? Cambia perché se stagliate subito la pizza chiaramente diventa più piatta e qui rispondo a chi mi stava dicendo prima, la pizza, l'impasto, la pallina si appiattisce di più. Se invece voi fate lo staglio più vicino possibile alla cottura, ovviamente tenendo un range di almeno 5-6 ore, soprattutto se usate farine forti, altrimenti non la stenderete mai, allora a quel punto l'impasto cresce di più in altezza e meno in larghezza. Poi per esempio anche il fatto che magari non avete stretto bene l'impasto quando avete fatto lo staglio, le palline, questa cosa può farlo insomma rilassare troppo. Ti riempio di domande, no, fai le domande, sto qua apposta. Di F-Gamer, mi saluti? Come no? Ciao di F-Gamer! Sumo che tu sei quello che mi aveva chiesto prima delle luci, corretto? Fare un impasto al 365 senza l'impastatrice è impossibile? No, 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 non è impossibile. C'è un live che ho fatto, quindi lo trovate, un live che ho fatto un po' di mesi fa per dimostrare che è possibile. Ho utilizzato gli stessi strumenti che avete visto oggi, tutti uguali, e compreso il forchettone qua,
ed è venuto, ragazzi, è venuto, e l'ho fatto in diretta, quindi si può fare, non è impossibile, nulla è impossibile. Allora, è passato, non so, forse una decina di minuti, vogliamo fare l'ultimo tocco e ritocco. Allora, visto che adesso non affonderò le mani nell'impasto, ma utilizzerò soltanto i polpastrelli come avete visto, non rimetto i guanti, ok? Il motivo per cui ho messo i guanti prima è dovuto al fatto che ho le mani screpolate e non voglio che si rompano magari mentre sto impastando, non è tanto igienico. Allora invece adesso affondo semplicemente le dita, ok? Tanto è proprio l'ultimo passaggio, ok? Nel frattempo fatemi le domande che io rispondo. Devo dire la verità, per essere un 65% rispetto alla scorsa settimana è venuto più consistente, ecco. Ok, fa un po'. Perfetto, dai, facciamolo, conserviamo. Questo è il terzo giro di pieghe. Allora è arrivata l'ora di fare la nanna, quindi prendo il contenitore, prendo e lo metto qua. Vediamo sotto com'è, vedete sotto com'è. Mi raccomando, fatti una bella dormitina e ci vediamo fra qualche ora. Riposa bene, fai sogni d'oro, ecco qua, e voilà. Ok, quindi diciamo che tra qualche minuto questa diretta giungerà al termine. Leggerò qualche domanda. Allora, da Pesetti, farina 260, 290, idratazione 70 è possibile, 24 ore. Dipende dalla farina, 11 grammi di proteine, 70% 24 ore, potrebbe rompersi, potrebbe. Ma ragazzi, vado veramente a caso, non conoscendo il tipo di farina, che anche a parità di forza le farine reagiscono in modo diverso. Vi ricordate il live che ho fatto qualche settimana fa? Ho utilizzato 5 stagioni e Caputo Rosso insieme ed è venuto un impasto molliccio, terribile, che poi ho dovuto rilavorarlo dopo, aggiungere un pochino di farina. Francesco D'Urso, per evitare che l'impasto secchi all'esterno durante la lievitazione, una volta stagliato consigli un panno umido, un filo... No, niente olio, dovete coprire, ragazzi, coprire, dovete utilizzare un contenitore tipo questo che vi ho mostrato, o dei Tupperware o anche dei piatti fondi, e coprite con la pellicola, non deve entrare aria. Marco, Gigio, io non riesco a stendere la pizza con lo schiaffo, mi potresti dare qualche consiglio per migliorare? Guarda, vendono, in realtà vendono perché tu... oddio, forse per imparare il movimento sì, potresti, vendono le pizze di gomma, che servono proprio ad imparare il movimento, e quelle sono buone, però se hai problemi con lo schiaffo, cerca di magari utilizzare altri metodi nel frattempo, se non vuoi rovinare le pizze. Quindi c'è quello egiziano, diciamo questo, oppure c'è quello con i pugni che vi facevo vedere tanto tempo fa, oppure c'è quello molto semplice della scodella che dovete mettere sotto sopra, capovolgerla e mettere poi la pizza sopra e tirarla. Nella vecchia ricetta c'era anche olio. Sì, no, oggi non ho messo l'olio, ragazzi, ho voluto proprio fare una cosa proprio standard, così tutti possono farlo, perché comunque uso l'olio di soia, che è un mio vezzo, la gente dove lo trova l'olio di soia, al massimo hanno altro tipo di olio, quindi ho voluto proprio lasciare la ricetta intatta in base proprio alla tradizione. Domani mattina vado a prendere l'impasto al panificio, non potendo trovare lievito da me.
lo utilizzai domani sera, che faccio? Metto in frigo o lascio fuori tutta la giornata? E dipende a che punto te lo danno, che se te lo danno già lievitato devi metterlo in frigo, se è da lievitare appena fatto allora magari la lasci fuori, ti conviene chiedere a che punto te lo danno. Però guarda, prenditi un pezzetto di quell'impasto, 40 grammi, e segui il mio tutorial su come fare il lievito madre partendo da un impasto, farlo fermentare, farlo praticamente diventare acido e utilizzarlo per poi far partire un nuovo lievito madre. In questo modo ti risparmi tipo 18 giorni, 17 giorni e dopo 4 giorni è già pronto, e così poi te lo puoi fare tu. Lo trovate sul mio canale, ci sono 2 video che fanno vedere come. Tania, scusa di che? Sono sempre io, ma adesso fai lievitare tutta la notte fuori dal frigo, ragazzi, io non lavoro mai col frigo. Ti ho scritto su Facebook, appena avrai tempo, ringrazio per la risposta, sei il top. Scusa Danny, c'ho un mondo di messaggi arretrati. Farina migliore da utilizzare, farina migliore, la farina con la quale vi trovate meglio. Io adesso ho trovato queste qua irlandesi, mi piacciono, le utilizzo. È quella alla fine con la quale vi trovate meglio. La pizza surgelata è la migliore, assolutamente, cane bagnato, grande pizza surgelata, almeno non vi sporcate le mani. Appena poi vieni su Instagram ti ho scritto le informazioni, ok. Marco, grazie mille per la risposta, sei mitico oltre che molto bravo. Lotus, posso mischiare quindi la farina 00 con la Manitoba? Sì. In che percentuali? Dipende dalla percentuale di proteine di quella 00. Se c'ha tipo 11-12 fai 70-30, 65-35, questo più o meno è il rapporto. Se una stesura alla pizza si ritira è perché magari avete fatto lo staglio, quindi avete formato i panetti poco prima di stenderla, qualche ora prima, insomma. L'autolissi per la pizza napoletana va bene, sì, insomma l'autolissi è semplicemente una tecnica che viene utilizzata per rinforzare le farine più deboli, e quindi per avere una lievitazione, una maturazione più lunga. È una tecnica ottima che fa ottenere anche degli ottimi risultati dal punto di vista dell'alveolatura. L'Imola Group, ti ho scritto su Instagram, vi risponderò. Come stai? Sto bene, grazie Mary. Avevo pensato una Spadoni classica di 80 oppure una Caputo rossa, che ne pensi? La Spadoni è una farina per tutte le stagioni. Caputo rossa da sola no, Caputo rossa da sola è troppo forte, quindi conviene magari una Spadoni. La Spadoni è perfetta, magari non una lievitazione, maturazione lunghissima, però. Mamma mia quanto sto parlando. Allora, vi leggo ancora, facciamo 3 minuti di diretta ancora. Ragazzi, allora, come ve la state passando? State trovando le farine? Come state messi? Tra poco sforno la mia prima pizza fatta seguendo le tue indicazioni. Grande Ale. Davvero non riuscite a trovare più il lievito? Com'è la situazione? Avete riserve di lievito di birra, lievito secco, lievito madre? Come siete messi? Avevo un solo panetto, ho fatto 24 ore, 7 ore prima della stesura. Comunque ho fatto lo staglio, pizza buonissima, la stesura la pizza si ritirava. Che tipo di farina hai utilizzato, Orlando? Nel frattempo prendo questi perché sto facendo un po' di esperimenti. Vediamo un po', non mi vedete ma ci sono, Si parlava di autolisi, speaking of which, come dicono da queste parti qua, si parlava di autolisi e vi faccio vedere un paio di esperimenti che sto facendo. Allora, sto facendo questo, adesso potrei anche unire l'acqua, sto facendo del pane, adesso sto provando a fare del pane senza lievito, a vedere come viene, sfruttando l'autolisi e diciamo la lievitazione tra virgolette naturale, ma è un esperimento, non so come andrà a finire. E poi in quest'altro caso qua, per rendere più forte invece una farina integrale, ho provveduto con l'autolisi, quello classico, dove in pratica ho fatto 100% dell'acqua e 50% della farina. È passata più di mezz'ora, voglia, quindi posso in realtà aggiungere
la restante acqua in questo caso qua e il sale importante, mentre invece in questo caso qua devo aggiungere il resto della farina nel caso dell'integrale e in questo caso aggiungerò invece il lievito perché voglio vedere come rende diciamo un impasto integrale, come lo rende più alveolato, perché questo è un problema tipico della farina integrale, soprattutto quello con la crusca. Invece in questo caso qua voglio vedere che succede, vediamo se ci sono domande. Qui a Valencia ho trovato la Caputo, bene. Gigio abita a pescare in Abruzzo e non si trova né lievito né farina, porca miseria. Lavori con i videogame, ho lavorato per tanti anni nell'ambito dei videogiochi, lavoravo alla Sony in Inghilterra, forse qualcuno ha giocato pure i giochi a quali ho partecipato. Qui a Torino niente farina, infatti sono stato costretto a farla con una farina zero della Coop dietro casa. Vabbè, è venuta male, com'era sta farina Coop? Allora, come impasto cosa mi consigli di fare con la Spadoni 280? 18 ore. Spadoni 7 cereali, 13 no, è forte, Spadoni 7 cereali invece. Questa puoi fare tranquillamente se la usi da sola, un bel 48 ore, 36-48 ore in frigorifero. Lotus, grazie per la risposta, a posto con farina e lievito da solo impastare. Pesetti, se lo congelo quanto dura? Mai considerato il tempo non lo so, anni, non lo so ragazzi, non mi è mai successo di andare oltre qualche settimana. Grandissimo, ho fatto la pizza con il metodo combo, l'ho messa in padella e poi passato al forno, grill acceso, pizza con pietre refrattarie, è venuta come al ristorante, grande. Non si chiama biga, assomiglia alla biga, che poi dopo l'ho fatta con la biga. Allora, che in base alle indicazioni di una ricetta mi diceva di impastare, però la percentuale di acqua sulla farina era veramente bassa e quindi ho fatto prima una palla, però perché in realtà andava ossigenato, questo composto andava ossigenato, ho detto ma che faccio, sta palla è brutta, ma lo rompo e faccio come se fosse biga, vediamo che succede. Quindi ragazzi è un po' un mix, vediamo che succede, ma non ho nessuna pretesa, insomma sto studiando questa cosa e vedere quello che succede. Poi se succede qualcosa di buono lo condivido e faccio un video così potete farlo anche voi. Però sinceramente prima di provare gli effetti non condivido nulla, volevo soltanto farvi vedere che stavo facendo delle cose diverse. Davide, siamo messi male, se sento qualcuno che si lamenta che deve stare a casa vengo a prenderlo a pedate, io non so cosa pagherei per poter tornare a casa, sono intrappolato in Guyana. E non puoi tornare. Mi dispiace Davide, davvero mi dispiace. Pesetti, a che giochi hai partecipato? A che giochi? Vabbè, Final Fantasy 10, Formula 1 2001, The Gateway, tantissimi, penso una quarantina di giochi. Ho fatto forse non me lo ricordo, forse anche Wipeout, Fusion, ho fatto Parappa, ne ho fatto un sacco, tutti quelli che passavano per la Sony, passavano per le mie mani. Almeno farina, lievito, forno, ardore, bravo. Io sto mettendo 100 g di farina, semola rimacinata, 400 farina per la pizza, 500 g di farina, 0 del lievito, acqua 700, non so, vediamo cosa viene fuori, verrà buonissima, figurati. Sebi Regina, ieri ho fatto la mia prima pizza napoletana e ho messo la pietra vicino al grill, mi è venuta una pizza super croccante nei bordi, mi conviene mettere le pietre a partire dal fondo invece. Ho messo la pietra vicino al grill, è venuta una pizza, ma forse la cottura è durata tanto. 18 ore temperatura ambiente, sì, rispondo per Fish and A, che mi chiedevi della Spadoni, altrimenti puoi farla anche più lunga ma in frigorifero. Sono buone le farine con il lievito? Io ho comprato un paio per provare, per fare dei video divertenti, non mi fido sinceramente, però che poi queste con il lievito in realtà dovrebbero forse avere bicarbonato di sodio, almeno qua in Irlanda, però ci sono pure quelle con lievito. Mary Vita lascia perdere. Quali sono i tempi tra massa e staglio?
ma in questo caso qua ragazzi vado molto a occhio. Farò, adesso sono le 8, diciamo che fa 4 ore staglio, perché non voglio svegliarmi nel cuore della notte per fare lo staglio, alla fine questa è la tristissima verità. Che lavoro fai ora e che lavoro faccio ora? Ora lavoro in una multinazionale, mi occupo di altro, di design, e diciamo che il mio lavoro ha a che fare con diciamo, rendere le persone felici, non dico altro. Ho sentito che qualcuno congela i video di birra, è possibile? Sì, è possibile, fatelo a pezzetti così congelate, lo congelate già pesato, perché se poi ne congelate un intero e poi lo scongelate non lo potete ricongelare, quindi congelatelo già porzionato, così sapete già, tipo mezzo grammo, quindi pesate 1 grammo e lo fate in due. Con le maturazioni corte si sente molto la differenza di digeribilità. Certo, se sei una persona che è sensibile dal punto di vista della digestione, sì, la senti, soprattutto se usi farine forti. Se usi farine deboli, farine da supermercato da 9 grammi di proteine, è ok, ma se usi una Caputo rossa per dire e fai una maturazione di 8 ore, ci metti 2 giorni a digerirlo se hai già problemi di digestione. Aspettiamo con ansia spiegazioni su come combinare al meglio diverse farine, regolarsi, come trattare maturazione e lievitazione. Orlando, sì, è una cosa che farò, però adesso in questo periodo vorrei concentrarmi veramente sull'ABC per le persone che non hanno proprio esperienza e che hanno bisogno di video specifici e semplici su come fare delle cose semplici a casa. Quindi se adesso faccio un video magari su le forze eccetera eccetera, è un video per pochi e mi dispiace perché vorrei cercare perlomeno di essere in qualche modo utile. Però c'è un video se vai nella mia playlist chiedilo a Gigio, c'è un video che si chiama farine forti contro farine deboli e là do una spiegazione come combinarle, e già esiste un qualcosa che ho fatto. Ho fatto per la prima volta, dice Melis 97. Ho fatto per la prima volta la pizza seguendo il tuo video, 65% di idratazione a mano con il metodo combo, solo che ho aggiunto un cucchiaino di zucchero che non uso più perché lo cuocio comunque nell'ardore, quindi non c'ho bisogno, ma va benissimo per voi ragazzi. Prego Orlando, prego Lotus, grande. Al posto della Caputo rossa ho messo una manitoba 2,30 anziché 2,90, è venuta perfetta. Ti manderei una foto se solo sapessi dove. Allora ragazzi, seguitemi su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e su Telegram come Gigio Pizza. Potete condividere le cose lì. Su Telegram c'è un bel gruppo, siamo forse un 350 e ragazzi davvero si discute di impasti, qualunque cosa. Tutti condividono foto eccetera eccetera, ogni tanto entro e chatto con le persone e insomma è davvero un bel posto per discutere di impasti lievitati. Se passi a Valencia ci mangiamo una pizza, volentieri Mary. Valencia, sono tanti anni che non passo da Valencia, l'ultima volta è stata nel 99. Ci sono stato di sera di passaggio perché andavo da Barcellona a Malaga col pullman, però che facciamo? Passiamo per Valencia da Valencia col pullman, non ci fermiamo a mangiare la paella, come dire passo per Napoli e non mi fermo a mangiare, soltanto che chiaramente a Valencia, lo puoi dire, che chi non lo sa, la paella non si mangia di sera perché il pesce non è fresco e quindi insomma è un po' una bestemmia, però noi ce la siamo fregati perché vuoi dire vai a Valencia e non mangi la paella, e quindi abbiamo fatto questa pausa di 2 o 3 ore e poi siamo ripartiti di notte per andare poi in Andalusia, un bellissimo viaggio on the road. Intendevo come sfruttare al meglio le farine. Ragazzi, penso che invece rispondendo a Orlando cercherò invece di parlare di farine deboli e come sfruttare al meglio le deboli, perché appunto adesso c'è carenza, sto pensando alla carestia, c'è carenza di farine forti, farine, insomma uno deve prendere quello che c'è, quindi a quel punto direi che partire dalle farine deboli può essere la cosa migliore per me a livello divulgativo. Se utilizzo lo zucchero in pasta, quanto devo aggiungere? Allora, lo zucchero devi mettere 14 grammi per litro d'acqua.
Te lo mando su Instagram. Sì, contattami su Instagram e mandi lì la foto. Me li sbatto. Poi me li sbatto. Sebi Regina, sto cercando il lievito madre, ogni 2 giorni faccio il rinfresco, ho visto che già raddoppia dopo un giorno, è pronto così. No, deve raddoppiare dopo 4 ore, se raddoppia dopo 4 ore è fatto. Ciao Gigi, allora ti pongo la domanda in diretta, malgrado ho utilizzato la tua ricetta 60 impasti ma è troppo appiccicoso, quale errore? Non hai fatto nessun errore, una farina a 14% di proteine, oh cacchio, oh, evidentemente non assorbe bene l'acqua, evidentemente c'è un grado di assorbimento abbastanza basso, e magari l'hai riscaldato troppo, magari l'hai fatto a mano, le tue mani erano calde, oppure l'hai fatto utilizzando la planetaria e l'hai fatto lavorare troppo a lungo, quindi si è riscaldato, hai usato acqua tiepida anziché utilizzare acqua fredda. Tutte queste cose qui contribuiscono a rendere l'impasto appiccicoso se non segui questi piccoli trucchetti. Se è troppo acido puoi già utilizzarlo. Se non è troppo acido puoi già utilizzarlo. Ho provato con il tuo impasto, farlo in padella è venuta buonissima. Grande, grande Mary. Allora, mi sa che siamo giunti al termine, sono le 8 e io devo preparare il pane e bisogna cuocere del pane che abbiamo preparato, pane veloce però con 800 quintali di lievito. Vi saluterei ragazzi, 45 di voi, 40 mi piace, mettete un mi piace, dai. Fatemi sapere come verranno le vostre pizze, lasciatemi dei commenti, seguitemi sui social come vi ho detto e niente, ci vediamo prestissimo. C'è ancora qualche domanda? Quanto tempo devo lavorare l'impasto? Massimo 20 minuti. Posso metterlo dopo nel frigo? No, mettilo nel frigo un'oretta, un paio d'orette dopo che l'hai lavorato. Fatto a mano, sono in casa con acqua a temperatura ambiente. Magari usa acqua più fredda. Guadalupe. Temperatura ambiente, ma che cosa stiamo dicendo? Cioè sei tipo in posti caldissimi? Cioè l'acqua era tipo 30 gradi? Grazie Mary. Ragazzi, allora vi saluto, come ho detto prima, e ci vediamo presto, spero prossima settimana per un altro live. Spero di riuscire a fare un video nel frattempo in cui vi spiego altre cose da caricare settimana prossima. State a casa, non vi muovete da lì, avete tutto per stare a casa e per divertirvi, potete anche seguire i miei video, qualunque cosa contattatemi sui social, ok? Grazie e ciao e alla prossima, ciao!